58 anni lui, Gianni Garbin, agente di commercio, 55 lei, Daniela Masaro, infermiera. Una storia stravista, quella di un'insofferenza coniugale degenerata nel gesto più disperato. È successo a Pianiga, primo approdo veneziano dopo la provincia padovana, area tranquilla ed operosa. I carabinieri, intervenuti su segnalazione del cognato di lui, quando sono giunti nella palazzina di via Papa Luciani, non hanno avuto dubbi. L'uomo nero è tra le mura di casa nella maggior parte delle situazioni e in questo caso si nasconde dietro l'ombra pesante dell'alcolismo di lei, dramma che il marito non riusciva più a tollerare. La donna riversa nella camera al secondo piano, l'uomo impiccato in garage. Una scena raccapricciante apparsa agli occhi di chi, allertato da Gianni Garbin, non è giunto in tempo per scongiurare la tragedia completa. Lo sbigottimento dei concittadini, sindaco in primis. La vicinanza va soprattutto al figlio che si trova, ripeto, senza i genitori, senza un perché questa secondo me è una cosa imprevista, ma era anche imprevedibile. Casi così ti resta sempre nel cuore perché amici, siamo da Pianiga, siamo come fratelli, poi ci vediamo sempre